Ben ritrovati cari amici e amiche telespettatori di Teleregione Sardegna, 37 gradi e mezzo, siamo ad Oristano e stiamo parlando di dislessia. Con la dottoressa Dall'Argine appunto andiamo a vedere un po' più nel particolare quando si parla di dislessia di che cosa stiamo parlando. Sì, già come avevamo accennato, quindi la dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento, così come anche la disortografia, la disgrafia e la discalculia, che si manifestano appunto con... Cosa sono nel particolare? Sono disturbi specifici dell'apprendimento. Infatti io vorrei precisare che noi non parliamo di patologie, ma parliamo proprio di disturbi specifici, cioè questi ragazzi che affetti con questa problematica hanno semplicemente delle difficoltà o nel leggere o nel scrivere, nello scrivere o nel far di conto. Quindi non sono delle patologie perché loro non hanno bisogno di nessuna cura, se non appunto degli interventi riabilitativi nelle specifiche aree che abbiamo appena nominato. Quindi se un ragazzo ha un problema nella lettura bisognerà trovare gli strumenti compensativi che lo aiutino a imparare comunque, anche senza dover necessariamente leggere un libro. E noi su questo abbiamo tantissime cose adesso, no? La ricerca ci ha aiutato, l'informatica ci aiuta tantissimo appunto a risolvere queste cose. In proposito a quello di cui parlavamo la scorsa volta, ecco, il discorso di dare a tutti le stesse, cioè che non ci devono essere discriminazioni, sicuramente va interpretato in questo caso, cioè nel caso della didattica, in altra maniera secondo me, perché il fatto di doversi comportare con tutti i nostri ragazzi nel momento che stiamo lavorando appunto in una scuola allo stesso modo non aiuta i dislessici o chi ha un disturbo specifico, perché come dicevo l'altra volta appunto sembra tutto è canalizzato attraverso la lettura e la scrittura e il dislessico partirebbe già svantaggiato, praticamente come se io togliessi gli occhiali a una persona che ha bisogno degli occhiali per vedere. Questa persona cosa fa? Vede male. Sì. Vede male. Allora io in classe avrò il bambino con gli occhiali, avrò il bambino magari con la sedia a rotelle perché ha bisogno di camminare, avrò il dislessico che ha il suo computer dietro e gli servirà per leggere. E lei ha fatto molto bene a fare questa precisazione perché chiaramente nel linguaggio della comunicazione, il linguaggio della comunicazione si riferisce appunto a tutti, deve essere accessibile e comprensibile a chiunque, ma chiaramente era sottointeso che il mio riferimento fosse specifico, l'ausilio specifico per qualunque tipo di difficoltà. Ecco, torniamo a noi, dottoressa. Lei ha parlato di strumenti innovativi che aiutano. So che recentemente proprio qui ad Oristano ci sono stati dei laboratori importanti ai quali appunto hanno partecipato ragazzi, tra l'altro nella provincia di Oristano, secondo notizie, secondo i nostri dati, ci sono molti ragazzi che presentano questa difficoltà. Com'è andato intanto quel laboratorio e soprattutto quali sono le metodologie specifiche che occorrono agli insegnanti, quale tipo di formazione devono fare per poter appunto operare al meglio con ragazzi che hanno di questi problemi? Allora, partiamo prima dagli insegnanti dicendo che la formazione che si fa agli insegnanti in genere e che tutti dovrebbero conoscere è innanzitutto quali sono i risvolti neurologici, psicologici del ragazzo dislessico, quindi che cos'è la dislessia, come si manifesta, come relazionarsi con un ragazzo dislessico, perché comunque, come già ho detto prima, sono ragazzi assolutamente nella norma in tutti i sensi, sia intellettivamente ma anche diciamo in genere psicologicamente, ma ai quali però questo disturbo molto spesso può creare anche delle difficoltà di tipo relazionale o comunque di comunicazione. Quindi è importante che l'insegnante sappia anche, oltre alle questioni tecniche, sappia anche la maniera in cui è giusto relazionarsi. Quindi queste sono le prime cose che vengono insegnate agli insegnanti. Poi agli insegnanti dovrebbero essere anche insegnati nelle formazioni anche delle strategie didattiche, ad esempio durante le spiegazioni l'utilizzo
della loro voce, per esempio delle spiegazioni un po' animate, oppure l'utilizzo di mappe concettuali, schemi di lavoro, ma c'è da dire anche questo, che tutti i dislessici non sono uguali, no? Per cui ci sono coloro che... C'è una scala di gravità? Sicuramente sì, ma anche delle personalità molto diverse, quindi si tratta appunto di stabilire col nostro allievo che cosa è meglio per lui in effetti, e quindi di accettarlo. Quindi a proposito di questo bisogna dire che il computer, ma in generale l'informatica, quindi tutti i software che sono stati inventati appunto per colmare, no? Per dare una mano a questi ragazzi, non tutti sono validi per tutti, però ce ne sono talmente tanti che si può trovare quello giusto. L'informatica comunque è la cosa migliore. E quindi sia i ragazzi che gli insegnanti che i genitori dovrebbero appunto formarsi anche su questo. E a questo proposito appunto quindi... Ecco, chiedo scusa, un inciso, quanto è importante il supporto non soltanto della scuola, che la scuola deve fare chiaramente la sua parte, ma il supporto appunto dei genitori, cioè questa azione interattiva che prosegue scuola, genitori, famiglia quindi, oppure famiglia, scuola, è importantissimo. Fondamentale, perché il ragazzo, come ho detto prima, vive tutta la maggior parte del suo tempo la vive a scuola, no? Dove deve imparare, poi vive il resto a casa, oppure nei contesti sportivi. Comunque insomma la famiglia, come noi sappiamo, è la cosa più importante. Una volta che il ragazzo perlomeno in casa è capito, allora già siamo abbastanza avanti. Poi è logico che la collaborazione con la scuola è necessaria e obbligatoria, quindi quando il genitore ha delle difficoltà si può rivolgere comunque anche una figura di supporto, come può essere magari l'educatore che lo segue a casa o lo psicologo che lo segue in altri contesti o il pedagogista. Insomma, il genitore anche può chiedere aiuto. Ecco, per esempio, a proposito dell'aiuto posso dire che qui ad Oristano appunto da poco, circa un anno, c'è la sezione dell'Associazione Italiana Dislessia, dove appunto io ci lavoro come volontaria, preciso, e quindi c'è uno sportello appunto dove i genitori possono tranquillamente rivolgersi. C'è anche un numero di telefono eventualmente? Un numero di telefono. Possiamo darlo, dottoressa? Certo che lo possiamo dare, se vuole dopo lo possiamo segnalarlo. Chiaramente anche nel di coda. Ecco, questo è molto importante perché i genitori generalmente davanti a delle difficoltà come quelle appunto di un disturbo dell'apprendimento sono generalmente confusi, quelli che non conoscono il problema, confusi ma soprattutto molto preoccupati. Soprattutto, e la solitudine si colma immediatamente nel momento in cui i genitori capiscono che ci sono altre realtà come le loro. Noi facciamo anche degli incontri di gruppo, quindi dove ci si può diciamo anche scambiare le esperienze, ci si aiuta parecchio. E poi appunto organizziamo anche delle cose. Abbiamo organizzato appunto questo corso all'Istituto Ottoca, che ecco, qui ad Oristano. Sì, qui ad Oristano. L'Istituto Ottoca è uno di quegli istituti che ha un dirigente che è molto sensibile a queste problematiche, quindi ha prestato i suoi laboratori di informatica per consentirci di fare 2 giornate formative sugli strumenti compensativi, quindi su dei software che potessero aiutare i ragazzi, che hanno coinvolto i ragazzi, i genitori e anche gli insegnanti della sua scuola. Per cui ecco, organizziamo questi eventi che sono di grande rilevanza, poi speriamo di poterne organizzare anche degli altri. Continueremo a parlare in una prossima puntata di dislessia con la dottoressa Dall'Argine. Io vi ringrazio per averci seguiti fino ad ora e vi rimando ad un'altra puntata di 37 gradi e mezzo. Arrivederci.